Allora, qui abbiamo il giovane Daniel Chiozzo, presidente del Consiglio Comunale. Ieri c'è stata l'introduzione di una variazione dell'atto costitutivo, no? Del regolamento del Consiglio Comunale, che prevede una nuova figura. Ci sono state fatte diverse modifiche, ma tra le quali quella che un po', diciamo, ha attirato l'attenzione. C'è stato anche un po' di qualche iniziativa all'interno del Consiglio sulla introduzione del consigliere straniero. Ci puoi spiegare un po' questa nuova introduzione, le finalità, i motivi? Bene. Allora, intanto, per prima cosa è bene fare chiarezza sul motivo per cui è stato fatto il cambio del regolamento del Consiglio Comunale. 2 anni fa è iniziato questo percorso, abbiamo prima modificato lo statuto della città di Chioggia e poi parallelamente anche il regolamento del Consiglio Comunale. Queste modifiche avvengono perché ci sono 4 ragioni nello specifico, che ci terrei a precisare prima di poter andare nel concreto, nello specifico della domanda. 4 sono i pilastri fondamentali. 1, un aggiornamento normativo. Il regolamento era datato ed era pieno di modifiche o di riferimenti a leggi nazionali che ormai sono state superate da leggi più attuali, quindi abbiamo dovuto per forza di cose sistemare il tutto. Il secondo passaggio fondamentale è stato quello di lavorare per una maggior trasparenza e partecipazione, e in questo frangente si inserisce anche l'aggiunta della possibilità di avere un rappresentante delle comunità straniere della città di Chioggia all'interno del dibattito del Consiglio Comunale. Poi c'è stato un riferimento importante, a mio avviso, che la maggioranza ha voluto dare e magari anche spronati un po' dal partito che rappresento, su un'etica anche politica. Quando abbiamo scelto di indicare nel Consiglio Comunale il fatto che uno per partecipare per prendere un gettone, un consigliere per prendere il gettone di presenza deve almeno stare un'ora in Consiglio Comunale, è un segno di rispetto nei confronti degli elettori che si affidano al consigliere per esercitare quel ruolo fondamentale che è la gestione dei propri interessi, della propria comunità. Quindi ci sono degli aspetti di tipo etico, morale, degli aspetti di carattere normativo, degli aspetti di partecipazione e anche di informatizzazione e quindi di snellimento di quelle che sono le procedure, l'aggiornamento rispetto ai tempi d'oggi. Oggi il nostro regolamento è infarcito di di passaggi di carte che venivano. Oggi abbiamo cercato di snellirlo attraverso anche le procedure informatiche, aggiungendole nel nostro regolamento. Ecco, quindi questa è l'impalcatura generale, 4 aspetti fondamentali. All'interno di questo c'è quello della partecipazione. Come facciamo sì che la cittadinanza riesca a partecipare di più e ci sia la possibilità anche di costruire un futuro migliore partecipato per la nostra città? L'abbiamo fatto introducendo non solo il consigliere straniero, su cui si fa molta polemica, ma anche tantissimi altri aspetti. L'ultimo, il fatto che nel Consiglio Comunale abbiamo previsto la possibilità che nell'emiciclo di solito non può partecipare, non può entrare nessuno salvo i consiglieri. Abbiamo indicato che può esserci la presenza anche di una persona che sappia il linguaggio dei segni e quindi riesca a tradurre anche per i non udenti il consiglio e il dibattito politico. Ma questo è un segno di una cultura che si sta evolvendo, che si apre alla possibilità che tutti i cittadini, anche quelli che magari riescono a essere senti Daniel, finiscono. È chiaro che il consigliere straniero è un elemento di scontro con una parte politica. La nostra città ha 2500, quasi 2500 stranieri che vivono nel nostro territorio. L'idea di avere la possibilità che queste comunità si riescano a integrare in maniera più costruttiva, dove riescono anche a capire esattamente quelli che sono i doveri che la nostra comunità gli richiede, è fondamentale. E di conseguenza, proprio in questa chiave abbiamo cercato di dire dalla prossima tornata elettorale, non attraverso elezioni, quindi le politiche comunali che siamo abituati a intendere noi, ma attraverso un regolamento apposito che verrà studiato nei prossimi periodi, che quindi c'è tutto il tempo di metabolizzare e anche aggiustare rispetto a quelle che possono essere le opinioni diverse. Saranno stabiliti le modalità, quali sono le competenze, quali sono le facoltà del consigliere straniero, ma il desiderio è quello di riuscire a essere abbastanza lungimiranti da prevedere una sorta di integrazione e un'apertura che quindi ci dia modo anche di eliminare quelle barriere che purtroppo oggi caratterizzano anche un po' il nostro sentire. In momenti di crisi è più facile lacerare piuttosto che unire. Ecco, noi vogliamo essere accoglienti in questo aspetto e quindi vogliamo
abbiamo previsto anche questa cosa, ma è una minima parte. Gli articoli sono 91, stiamo parlando di un articolo su 91 e mi sembra, ecco, che si stia un po' strumentalizzando il tutto, però ci sta. Allora guarda, non vogliamo assolutamente strumentalizzare questa cosa, e siamo dell'idea che chi amministra deve anche cercare di fare delle cose più di ampio respiro e non solo per il consenso immediato. Quindi a volte, cioè, anzi, la politica dovrebbe anticipare le cose, quindi su questo aspetto sicuramente è da dire bravi che avete fatto questa iniziativa. Da persona, io parlo con tanta gente, ho tanti amici extracomunitari. Ti dicevo prima che ci sono delle persone che ho già, che io non mi ricordo assolutamente più, cioè dopo se ci ragiono mi ricordo che erano albanesi, bosniaci, marocchini, cioè, ma voglio dire, ieri ti ho parlato di una telefonata in cui ho parlato con una persona che è di origine marocchina e praticamente è come noi. Cioè, questo anticipare in questo momento, cioè voglio dire, mi sembra quasi non tanto un'integrazione, ma al contrario, cioè voglio dire, adesso gli stranieri che sono qua, che hanno figli qua, che parlano la nostra lingua, che sono integrati, a 18 anni diventano cittadini italiani e possono votare, eccetera. Cioè, mi sembra una cosa un po', però questo è un mio parere personale, che può essere sbagliato. Il tema dell'immigrazione è un tema molto complesso. Tra l'altro che io già non abbiamo una presenza come altre città. Quando parlavo di quasi 2500 stranieri, parliamo del 5% della popolazione. Se pensiamo che ogni consigliere rappresenta il 4% della linea di massima, rappresenta il 4% della popolazione, il 5% insomma è una fetta consistente. Se pensiamo anche ai numeri dei nuovi nati, dei bambini di origine straniera che nascono, le percentuali anche aumentano, perché insomma rispetto al dato generale siamo poi ci sono quelli che non sono registrati ma insistono. Esatto, poi ci sono anche quelli che non sono registrati, non residenti, gli irregolari, quindi la dinamica legata al mondo dell'immigrazione è complessa. E quella della cittadinanza non ne parliamo, i 18 anni non è garantito a tutti, bisogna verificare se c'hai un reddito, se c'hai una casa, se c'hai un lavoro, insomma il tema dell'immigrazione è complesso, lo ius soli e tutta la... Non tocchiamo tutti questi campi perché sennò non finiamo più. Certo è che a mio avviso la possibilità di fare sì che i tanti braccianti che lavorano nel campo dell'agricoltura e che ci aiutano tutti i giorni nel campo con i radicchi, con le carote, con le cipolle, le badanti che nel bene e nel male sono presenti, abbiamo 400-500 badanti che insistono nel nostro territorio. È chiaro che è necessario, affinché ci sia un'integrazione costruttiva, che queste comunità straniere, assieme anche al mondo del volontariato, non dimentichiamo che c'è una grandissima parte del sociale che si occupa anche dei rapporti con queste persone, quindi tutte queste realtà, compresa quindi anche l'istituzione amministrativa, l'istituzione del comune, che ha il dovere di pensare un po' a tutti, si deve porre il problema di trovare delle mediazioni, di trovare dei motivi di incontro con cui discutere e provare a, uno, far comprendere a queste comunità straniere quelle che sono le regole della nostra comunità, quello che è il sentire della nostra città, e dall'altra riuscire ad accogliere quelle che sono le istanze di chi magari da fuori trova delle difficoltà e ha delle modalità nuove anche di intendere il nostro territorio. Questo incontro è fondamentale, ma per costruire anche il futuro della nostra città. Noi abbiamo fatto questa cosa qua pensando in grande, pensando in futuro. Il regolamento non si cambia ogni 3 giorni, quindi abbiamo pensato una cosa che potesse anche essere in divenire e essere utilizzata tra 5-10 anni. Per quello la strumentalizzazione magari della Lega, di Dolfin, che posso anche capire, che ci può anche stare, ognuno fa la sua parte, però da dovere istituzionale, da rappresentante del Consiglio Comunale, credo che questa sia una cosa doverosa e mi auguro che questo possa essere uno strumento utile per la città e per la sua crescita, poi a prescindere da quello che se ne parla. Faremo il bilancio fra qualche anno, speriamo che sia positivo, che un giorno dica vai, il Daniel ha motivato una cosa che sicuramente quella ragazza di cui ieri ti parlavo al telefono penso che sarà contenta di questa tua iniziativa. E anche noi saremo contenti se vorrà partecipare, lei, la sua famiglia e i suoi figli del futuro. Grazie Daniel. Ciao.